Nel buddismo ci sono due concetti che possono avvicinarsi a quelli che i cristiani chiamano carità. Il primo termine è metta, desiderio di felicità per tutti. Il secondo è karuna, stato della mente che desidera la liberazione dalla sofferenza per ogni essere vivente, rendendo il loro dolore parte del proprio. Potremmo tradurre con amore e compassione, e spesso questi termini vengono anche uniti, metta, karuna. Nel cammino di liberazione dalla sofferenza, ogni attaccamento è un impedimento. Per il buddista, quando comprende che tutto è impermanente, è illusione, è vacuità, la pratica principale diventa quella di un amore incondizionato. La compassione buddista perciò orienta all'affetto disinteressato, gratuito, un bene fatto dimenticando se stessi, che, intendiamoci bene, non significa insensibile. Concretamente, specialmente nel buddismo Theravada, questo della Thailandia, quello di tutto il sud-est asiatico in particolare, il distacco da sé, dalle cose, dalle persone, dagli affetti si realizza con la scelta del celibato e la pratica del monachesimo. In questo buddismo è il monaco il modello del fedele. Si diventa monaci prima di tutto per mostrare a sé e agli altri la via della liberazione dalla sofferenza. Essere monaci è la prima forma di compassione, carità. Per la gente comune, specialmente per le donne, la pratica della carità si esprime specialmente nell'offerta al monaco, nell'offerta al tempio. È il modo più diffuso per acquistare meriti, per elevare la propria condizione spirituale, ed è la forma più laica per ridurre il dolore nella propria vita e partecipare della compassione del Buddha. Con l'offerta il laico esercita il distacco dalle cose, esprime venerazione per il Buddha, rappresentato dal monaco, pratica la carità nel condividere con gli altri. Ricevendo l'offerta invece il monaco intercede per il fedele, gli permette di fare la carità. Il monaco infatti non fa la questua per sé e non è interessato alla quantità o alla qualità del dono. Il monaco offre al laico l'opportunità di unirsi nel cammino di liberazione dalla sofferenza. Per questo la questua è uno dei primi doveri del monaco, è il suo atto di compassione. Nel momento dell'ordinazione dei monaci, le poche cose vengono consegnate al monaco sono proprio legate a questo gesto. Il grande cesto su cui raccogliere le offerte è uno dei 5 elementi che un monaco può possedere. Ci sono comunque anche altre forme, altri modi per esprimere questa carità, questa compassione. Ci sono altre offerte che fanno acquistare meriti. Ci sono le offerte al tempio. I tempi ormai sono pieni di cassette dedicate a progetti anche sociali, progetti di promozione umana. Ci sono i doni per i poveri che si fanno dalla casa propria, ci sono momenti di condivisione con i vicini. Poi ci sono anche tutti i segni di rispetto per la vita, per ogni vita, in ogni sua forma. In particolare ci sono celebrazioni nei boschi di consacrazione degli alberi, si liberano i pesci, gli uccelli o altri animali in segno di rispetto per la vita. Non si uccidono gli animali per divertimento, eccetera. I momenti dei funerali poi sono anche occasioni privilegiate per partecipare e creare solidarietà con le famiglie colpite da un lutto, ed è un forte dovere per il fedele buddista quello di essere presenti al rito di veglia, alla cremazione del defunto. È vero, ci sono anche forme un po' ostentate di carità
anzi nelle occasioni più solenni ci sono offerte che devono esibirsi, devono essere mostrate, devono essere viste, secondo anche tra l'altro la cultura thailandese, che dà molta importanza all'immagine, alla facciata. È un po' come abbiamo conosciuto anche noi nel cristianesimo. È conosciuto da tutti il detto: fai il bene, riceverai il bene, fai il male, riceverai il male. Ed è in forza di questa legge di causa-effetto che ci si sente in dovere di praticare la compassione in ogni circostanza. Ma è anche su questo comprensibilissimo principio che la fede cristiana getta nuova luce. Per noi, per i discepoli di Gesù, la legge di causa-effetto è integrata con la misericordia. Anche per chi ha fatto il male c'è la possibilità di ricevere il bene, di essere perdonato. Questo è l'amore incondizionato, totalmente gratuito, che ci viene insegnato da Gesù. Dare male per bene è diabolico, dare bene per bene è umano, dare bene per male è divino.